un tandem rosso di marca Bottecchia, un modello appunto vecchio che avrà dai 40 ai 50 anni, è un pezzo unico. Era il mio contatto con la natura, l'unica cosa che rimaneva del contatto della natura. Per Paolo il tandem rosso rappresentava la sua unica possibilità di poter correre in bici in mezzo alla natura. Qualcuno però glielo ha rubato. Il furto è avvenuto lo scorso fine settimana ad Este, dove Paolo Piccoli abita. Per me è l'unica maniera per andare in bici. Dopo che ho perso la vista, ho perso tutte le libertà. Prima la macchina, poi la moto, che è quello un po' che mi è dispiaciuto, e poi la bici che era rimasta l'unico ancora che avevo un po' di vista e riuscivo ad andare in bici. Poi adesso che sono purtroppo è maturata la cecità e ho a piedi con qualcuno che mi accompagna. Ipovedente da anni, Paolo riusciva a praticare sport grazie al tandem e agli amici che lo accompagnavano. La bici è molto particolare e riconoscibile. L'ultima volta ho visto ieri mattina che non c'era, quindi l'avranno presumibilmente portato via nella notte tra sabato e domenica o al massimo venerdì, tra venerdì e sabato. Chiunque vedesse in giro il tandem rosso può rivolgersi ai carabinieri di Este o contattare Paolo Piccoli attraverso la sua pagina Facebook.